Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Stiamo valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale e di richiedere quello di emergenza nazionale a Palazzo Chigi. Sono le parole del presidente della regione siciliana Renato Schifani in merito all'ondata di maltempo che ha colpito in queste ore alcune aree dell'isola. Il governo ha già disposto lo stanziamento di 300.000 euro con un provvedimento di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino del pontile della località Sottomonastero nel comune di Lipari, fortemente danneggiato dalle mareggiate negli ultimi giorni. Con un secondo provvedimento è stata decisa l'erogazione di 40.000 euro per la manutenzione straordinaria e la ricollocazione dei parabordi e dell'impianto di illuminazione del pontile di Vulcano. Doppio dramma nel Palermitano per un incendio divampato in un appartamento di via Maltese che ha causato il decesso di una donna disabile. Le cause del rogo sarebbero riconducibili a un guasto alla stufa elettrica. Esplosione di una bombola invece in una palazzina di via Umberto Maddalena. L'edificio sarebbe crollato parzialmente coinvolgendo anche un immobile adiacente. Ferita una persona, una decina gli evacuati. E rimaniamo a Palermo, dove una bambina di 20 mesi è stata portata all'ospedale pediatrico dopo aver ingerito marijuana. È il primo caso registrato nel 2023. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella casa dei genitori che non sono stati in grado di spiegare come ciò sia accaduto. La bimba è stata sottoposta alle cure mediche e sta migliorando. La piccola è stata inoltre accompagnata dalla madre in ospedale dopo aver accusato un malessere a casa degli zii. Completato il puzzle delle nomine dei dirigenti generali della regione siciliana, la giunta Schifani nella seduta di ieri pomeriggio ha provveduto a designare i vertici di 20 dipartimenti sui 32 complessivi dell'amministrazione regionale in virtù dello spoil system previsto dalla legge entro 90 giorni dall'insediamento del governo e a seguito di un atto di interpello tra tutti i dirigenti nei ruoli della regione. Restano in sospeso solo i dipartimenti per la pianificazione strategica, dell'assessorato alla salute e dell'energia, non essendo stati individuati i candidati idonei ai profili richiesti. Pertanto verranno emanati nuovi atti di interpello all'esterno dell'amministrazione. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.